presenza di Dio in questo luogo. Che presenza c'è in questo luogo questa sera. Non perditi questa presenza. Non perditi questo momento. Non perditi questo momento, è un momento prezioso. Non perditi, non distrattici la presenza del Signore qua. Abbiamo innalzato un canto di santità, Lui. Santo, 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 santo. Come gli angeli cantano santo. Non perditi questo momento prezioso di stare alla presenza del Signore. Spirito Santo, prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità, tienimi per mani, non lasciarmi andare via. Prezioso, prezioso. Quando mi incontri, Gesù ti ha incontrato questa sera. Voglio andare. Gesù ti ha incontrato questa sera. Tienimi per mani, non lasciare. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Prezioso, prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità, tienimi per mani, non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Portami. Portami in un luogo dove solo io e te ti amo. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto liberato, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato, trasformato la tristezza,
ed hai unto, mi hai accolto alla tavola con un padre che mi hai visto, mi hai visto. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo, mi hai accolto alla tavola con un padre che mi ama. Noi vogliamo che Gesù, noi vogliamo che Gesù, noi vogliamo che Gesù. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, io ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Io voglio te, solo te, solo te. Niente più di te, io voglio te, solo te, solo te, niente più di te, io voglio te, solo te, solo te. Niente più di te, io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Dica io voglio, io voglio. Io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Portami in un luogo dove solo io ci godiamo il momento. Ti amo papà, io ho bisogno del tuo amore. Alleluia, gloria al Signore. Vieni, scendi, vieni, scendi, la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Dichiari così, alza la tua mano, vieni, scendi, la tua gloria, vogliamo più di te. Ancora, vieni, scendi, la tua gloria, vogliamo più di te. Ancora, vogliamo più di te. Vieni,
scendi la tua gloria. Vogliamo più di te, Gesù, vogliamo più di te. Ancora una volta, vieni, scendi la tua gloria. Vogliamo più di te, Gesù, vogliamo più di te. Puoi applaudire il nome del Signore Gesù. Applaudi il nome del Signore Gesù. Alleluia, alleluia. Non lasciare che questo clima si raffreddi. Continua ad adorare Dio in questo momento, innalziamo a Lui una preghiera. Padre Santo, Tu hai sentito la Tua Chiesa. La Tua Chiesa ha clamato, Signore, per la Tua gloria. La Tua Chiesa ha chiesto che scenda la Tua gloria. La Tua presenza in questo locale, abbiamo sentito la Tua presenza. E in questo momento, Signore, vogliamo sentire la Tua parola. Io, Signore, non ho nulla da offrire alla Tua Chiesa, ma la Tua parola è potente da trasformare vite. E ti preghiamo, Signore, usami come un vaso, usami come un'asina muta, usami solamente per l'onore e la gloria del Tuo nome. Fa avanzare il Tuo regno questa sera, tocchi i nostri cuori questa sera. Vogliamo sentire di più della Tua presenza, vogliamo essere conformati all'immagine di Gesù. Onora Te stesso, onora la Tua Chiesa e onora la Tua santa parola, nel nome di Gesù. Amen. Puoi sederti. Alleluia. Quale onore, quale privilegio poter predicare la parola di Dio in un culto come questo. Sono onorato veramente. Vi invito ad aprire la Bibbia nel libro di Proverbi, capitolo 4, versetto 23. Chi non ha la Bibbia, qua c'è il versetto. Vedo che il pastore sta cercandolo, vi lascio qualche secondo. Chi è che c'ha ancora la Bibbia? Chi è che porta ancora la Bibbia in chiesa? Fate così. Ormai viviamo nel mondo della tecnologia, no? Tutti quanti col telefono, c'è il proiettore, però questa è la nostra spada. Leggiamo insieme Proverbi 4:23 che dice: custodisci il tuo cuore pio di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Amen. Amen. Potrei avere un po' d'acqua, per favore? Ok, perfetto. Cari fratelli, la Bibbia ci comanda di custodire svariate cose. Una delle cose che la Bibbia ci comanda di custodire, di proteggere, è la nostra mente. L'Apostolo Paolo, parlando agli Efesini, ai Filippesi, scusate, dice: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. Noi che siamo cristiani non possiamo permettere alla nostra mente di navigare in qualsiasi pensiero. Nella nostra mente, siccome noi abbiamo la mente di Cristo, solamente questi pensieri puri, onorevoli, giusti, dobbiamo lasciare che passino per la nostra mente. E noi sappiamo anche che una delle più grandi battaglie che il cristiano affronta contro Satana è dentro la propria mente. I dardi infuocati di Satana vengono lanciati qui con pensieri umani, carnali, diabolici, e noi non possiamo lasciare che la nostra mente sia incustodita,
Per questo, quando Paolo ci dice di rivestirci dell'armatura di Dio, ci dice: mettete l'elmo della salvezza, coprite le vostre teste, coprite i vostri pensieri. Quindi la Bibbia ci dice di proteggere la nostra mente. Un'altra cosa che la Bibbia ci comanda di proteggere sono i nostri occhi. Il salmista Davide nel Salmo 101 dice così: io non mi proporrò nessuna cosa malvagia. In altre traduzioni dice così: io non metterò davanti ai miei occhi nessuna cosa malvagia. Noi che siamo cristiani non possiamo posare il nostro sguardo su qualsiasi cosa. Per timore a Dio dobbiamo evitare di guardare alcune cose. La Bibbia ci dice che Giobbe è quell'uomo che è un esempio per noi perché era integro, retto, fuggiva il male, che non c'era nessuno come lui. La Bibbia dice che Giobbe ha fatto un patto con i suoi occhi. E il patto era: io non poserò il mio sguardo sopra una vergine. In altre parole, Giobbe ha detto: io non guarderò le ragazze che passano per strada. Perché? Perché il cristiano deve proteggere i suoi occhi. Un'altra cosa che la Bibbia ci comanda di proteggere è la nostra bocca. L'Apostolo Paolo dice così: né fornicazione, né avarizia, né impurità, né parole oscene, né parole volgari, nemmeno venga pronunciato in mezzo a voi, nemmeno viene menzionato in mezzo a noi. Giacomo dice che la nostra lingua non può dare, come una fonte, non può dare acqua dolce e acqua salata. O usiamo la lingua per benedire Dio, o usiamo la lingua per maledire gli uomini. Il cristiano deve proteggere la sua bocca, deve custodire la sua lingua. E Davide ancora una volta ci viene in aiuto dicendo in una preghiera, in un salmo: Dio, metti una guardia davanti alla mia bocca, controlla ciò che esce dalla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra, dice Davide. Perché? Perché il cristiano deve proteggere la sua bocca, la sua lingua. Ma al di sopra di tutte queste cose la Bibbia viene da noi e ci dice: custodisci il tuo cuore. Più di ogni altra cosa, più della tua mente, dei tuoi occhi, della tua bocca, custodisci il tuo cuore. E io, fratelli, questa sera vorrei parlarvi di 3 cuori. E userò 3 personaggi della Bibbia, 3 esempi di personaggi della Bibbia che la Bibbia ci parla dei loro cuori. E i 3 personaggi in questione sono una famiglia, è un padre, un figlio e il nipote. E sto parlando di Davide, Salomone e Roboamo. Datemi solo un secondo. Non so quanti conoscono Roboamo, vorrei partire da Roboamo. Roboamo era un uomo che è stato unto re di Israele all'età di 41 anni e lui regnò sopra Israele 17 anni. E Roboamo, la storia ci dice così, che lui andò in una città, grazie, prova e a son. Roboamo andò in una certa città e tutto il popolo era riunito in quella città per ungere Roboamo, consacrare Roboamo re di Israele. E il popolo andò da Roboamo e disse così: tuo padre Salomone è stato un re duro, ci ha dato molti lavori da fare, ci ha messo un giogo pesante. E loro chiesero così: rendi questo giogo più leggero e noi ti serviremo. Roboamo molto saggiamente disse così: tornate da me tra 3 giorni. E il caro Roboamo andò con coloro che hanno consigliato Salomone, andò da loro e raccontò, guarda, disse: il popolo mi ha parlato così, cosa devo fare? E gli anziani risposero: fai tutto ciò che questo popolo ti dice e questo popolo ti servirà per sempre. Ma a Roboamo non è piaciuto questo consiglio. Allora è andato dai giovani, dice la Bibbia, dai ragazzi con cui era cresciuto,
andò a chiedere consiglio ai ragazzi. E qui apro una parentesi, tu che sei giovane, se hai bisogno di un consiglio, non andare dal tuo compagno di classe che non teme Dio, vai da coloro che temono Dio e conoscono Dio, vai dai tuoi genitori. Chiusa parentesi. Andò dai ragazzi e gli disse: guarda, il popolo mi ha parlato così, cosa devo fare? E i giovani dissero così: rispondi a questo popolo così: il mio mignolo è più grande del corpo di mio padre. Se mio padre vi ha reso un gioco pesante, io lo farò ancora di più. Pessimo consiglio, no? Però Roboamo, quando il popolo tornò da lui, disse queste parole: il mio mignolo è più grande del corpo di mio padre. Il peso che mio padre vi ha dato era grande, io darò ancora di più. Sai cosa fece il popolo? Si ribellò. Il regno di Israele era composto da 12 tribù. Da quel giorno in poi 10 tribù si separarono da Roboamo e Roboamo divenne re di solo 2 tribù. Perché? Perché non ha dato ascolto al consiglio dei giovani, dei ragazzi con cui era cresciuto, invece che gli anziani che avevano esperienza, avevano camminato con Salomone. Lui non ha voluto dare ascolto al suo consiglio. E cosa dice la Bibbia di Roboamo? Secondo Cronache, capitolo 12, versetto 14. Parla di Roboamo, guardate cosa dice la Bibbia. Ed egli fece il male, perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore. Perché Roboamo fece il male? Perché era stolto, perché non era mica furbo, perché non ha applicato il suo cuore alla ricerca del Signore. Se noi non applichiamo il nostro cuore alla ricerca del Signore, finiremo per fare il male. Perché? Perché tutto ciò che Dio ha per noi, ogni consiglio che Dio ha per noi è buono, gradito e perfetto. La volontà di Dio è buona, gradita e perfetta. Ma se noi non ascoltiamo la voce di Dio e camminiamo secondo la nostra carne non c'ha nulla di buono da consigliarci. Roboamo non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore. E la Bibbia ci dice che noi dobbiamo invece applicarci. In Osea sta scritto: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. È un ordine. Dobbiamo conoscere Dio, dobbiamo avvicinarci a Dio, dobbiamo camminare con Dio. Io mi ricordo quando ero in chiesa cattolica, sono nato cattolico come penso la maggior parte degli italiani. Andavo in chiesa la domenica sera, una volta a settimana, quei 45 minuti di messa, e ci andavo con rabbia, nessuna voglia di andare in chiesa, però ci andavo per compiere qualche dovere mentale, tipo dare pace alla mia coscienza. Però durante tutta la settimana non cercavo Dio, non pregavo, non leggevo la Bibbia, non conoscevo Dio, non sapevo neanche chi fosse Dio. Questo io ero, secondo me, un chiaro esempio di qualcuno che non applica il suo cuore alla ricerca di Dio. Noi non possiamo essere persone che vengono in chiesa, basta, ho svolto il mio dovere settimanale, ci vediamo sabato prossimo, tutto lì. Questo è chiaramente qualcuno che non applica il suo cuore alla ricerca del Signore. Questo era Roboamo. Andiamo a Salomone. Cosa la Bibbia ci dice di Salomone? La Bibbia non ci dice quanti anni aveva Salomone quando fu consacrato re. La Bibbia non è chiara su questo. Però le parole di Davide ci vengono in aiuto. Davide, parlando di suo figlio, disse così: il mio figlio è giovane. Quando la Bibbia dice giovane noi intendiamo 17, 20 anni circa, ma poi aggiunge di tenera età. Questo mi fa pensare che non solo era giovane, ma forse era anche un adolescente, un 16, 15, forse 14 anni. La Bibbia non è chiara su quanti anni aveva Salomone quando cominciò a regnare, ma è chiara su una cosa, che Salomone, prima di tutto, già era saggio.
Perché quando Davide parla con Salomone, gli dice: e tu, figlio mio, secondo la tua saggezza, fai così. Secondo la tua saggezza, fai cos'ha. Quindi Salomone già era saggio, prima cosa. Seconda cosa che la Bibbia ci dice: Salomone già camminava con Dio. Perché quando Dio parla a Davide dice così: tuo figlio, se osserva i miei comandamenti come fa oggi, il suo regno prospererà. Ma dice chiaramente come fa oggi. Questo ci fa capire che Salomone, anche se era un adolescente, già camminava con Dio. E qui dico, l'età non è una scusa. Tante volte sento: mio figlio è ancora giovane, non è ancora tempo di insegnarli. Quando i bambini, sapete come i puritani crescevano i propri figli? Quando il bambino cominciava a dire le prime parole, loro insegnavano Abramo. Le prime parole che dicevano i bambini era Bibbia. E noi diciamo a volte: è ancora piccolino, non è ancora tempo. E Salomone era già saggio, no? Quando divenne re, una notte Dio gli apparve. In sogno Dio gli apparve e Dio ha detto una cosa che forse tante persone vorrebbero che Dio glielo dicesse. Dio disse così: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Detto in altre parole, Dio disse così: esprimi un desiderio. Quante persone avrebbero detto: oh Dio, voglio essere miliardario, oh Dio, dammi il potere di volare, invisibilità. Non Salomone, perché? Forse perché era già saggio. Sa cosa ha chiesto? Saggezza. Una persona già saggia ha chiesto cosa? Saggezza. E la cosa più incredibile che mi tocca è che la Bibbia dice che a Dio è piaciuto. Dio si è compiaciuto della richiesta di Salomone e disse: siccome tu hai chiesto saggezza e non hai chiesto lunga vita, non hai chiesto ricchezze, tutte queste cose io te le do, ricchezze, gloria, beni, come nessun re prima di te ha mai avuto e come nessun re dopo di te avrà mai. Perché? Perché hai chiesto saggezza, perché mi è piaciuto che tu hai chiesto saggezza. Salomone ha chiesto saggezza perché voleva riuscire a guidare il popolo nella giusta direzione, voleva essere un buon re, un re giusto, e Dio si è compiaciuto di questa cosa che Salomone ha chiesto. E chiediamoci a noi stessi: noi cosa avremmo chiesto? C'è un ma. Apri per me, metti qua per me per favore, Primo Re, capitolo 11, versetto 4. C'è un ma. Salomone, al tempo della vecchiaia, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Sono perso nei fogli. Metti anche capitolo 11 versetto 6 per favore. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. C'era un comandamento dato da Dio: il suo popolo di Israele non doveva sposarsi con donne straniere, solo con donne di Israele. Perché? Perché Dio diceva così: una volta che saranno sposati, la donna sedurrà il cuore dell'uomo e lo porterà ad adorare il suo Dio, un altro Dio. Salomone, in tutta la sua saggezza, non ha obbedito a questo comandamento e si è sposato con, la Bibbia dice, 1000 donne, 700 mogli, 300 concubine. Quante di queste erano israelite? La Bibbia non ce lo dice, ma sappiamo chiaramente che alcune non lo erano. E cosa fecero queste donne? Sedussero il cuore di Salomone e Salomone si piegò davanti ad altri dei. E voglio attirare la tua attenzione su ciò che dice la Bibbia. La Bibbia non dice che Salomone ha abbandonato il Signore, non sta scritto questo.
La Bibbia non dice che Salomone smise di credere in Dio, non sta scritto questo. Cosa sta scritto? Che il suo cuore non fu più interamente per il Signore, che non seguì più pienamente il Signore. Cosa significa? Che Dio ancora era nel cuore di Salomone, ma non era più il 100%. Una parte del cuore di Salomone c'era Dio, l'altra parte c'era Astarte, un'altra divinità. Una parte del cuore di Salomone c'era Dio, ma l'altra parte c'era Milcom, un'altra divinità. E io ti chiedo qui questa sera, c'è per caso nel tuo cuore qualcosa insieme a Dio? Per caso Dio è il 100% del tuo cuore? Per essere un idolo non deve essere un'immagine fatta d'oro dove devi inginocchiarti davanti. Idolo è tutto ciò che prende il posto di Dio nella nostra vita. Tutto ciò che prende il sopravvento dentro il tuo cuore e ruba quel posto che spetterebbe a Dio, quello è un idolo. E io ti chiedo, c'è per caso qualcosa nel tuo cuore che sta rubando il posto che spetterebbe a Dio solo? La cosa che più mi stringe il cuore è che Dio è apparso 2 volte a Salomone. La prima ne abbiamo già parlato. La seconda, Dio non è apparso per chiedere qualcosa a Salomone. Dio è apparso solamente per dirgli: osserva i miei comandamenti e tu prospererai. Dio già sapeva là in futuro che Salomone lo avrebbe rinnegato, che Salomone non sarebbe più stato 100% dalla sua parte. Dio lo sapeva. E quindi gli è venuto incontro dicendo: osserva i miei comandamenti, metti in pratica i miei precetti, fai ciò che è bene agli occhi miei. Dio si stava preoccupando con Salomone. Dio stava preoccupando con la sua relazione con Salomone ed è andato ad avvisarlo personalmente. Come Dio sta avvisando te questa sera. E Salomone cosa fece? Non seguì pienamente il Signore. E cosa dice la Bibbia rispetto a questo? Metti per me Primo Re 11:9. Il Signore si indignò contro Salomone perché il suo cuore si era allontanato dal Signore, Dio di Israele, che gli era apparso 2 volte. Dio si è arrabbiato con Salomone e la sua relazione tra Dio e Salomone non è più stata la stessa. Quindi ti chiedo un'altra volta questa sera: c'è qualcosa nel tuo cuore che sta prendendo il posto che spetta a Dio solamente? Il tuo cuore è 100% per Dio? Perché Dio si è irritato? Dio disse al profeta Eli: io onoro quelli che mi onorano e coloro che mi disprezzano saranno disprezzati. Dio disse per mezzo del profeta Azaria: il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Dio onora chi lo onora. Dio si avvicina a chi si avvicina a Dio. Giacomo dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Terza persona, Davide. Abbiamo già avuto qualche spoiler dai versetti di prima, ma chi era Davide? Davide era un pastore di pecore che Dio ha visto e ha detto: ho trovato un uomo secondo il mio cuore. Davide aveva 17 anni quando è stato unto re di Israele, ma cominciò a regnare solamente quando ne aveva 30. Prima ha subito una tremenda persecuzione. Saul ha cercato di uccidere Davide perché era invidioso, perché vedeva che Dio era con Davide. Davide
si autodefinisce il dolce cantore di Israele. Noi sappiamo che il libro dei Salmi è composto da 150 salmi, 73 li ha scritti Davide. Davide è stato un uomo che ha costruito strumenti musicali, che ha composto inni musicali, che ha messo persone a cantare nel tabernacolo. E la Bibbia dice, vedete che abbiamo già letto, però ne leggerò un altro, metti Primo Re 15, 5. Perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore e non si era scostato in nulla dai suoi comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo nel fatto di Uria l'Ittita. Tutti noi conosciamo, penso, il peccato di Davide, ma ciò che voglio porre enfasi non è sul peccato di Davide, perché tutti noi pecchiamo, giusto? Qualcuno concorda con questo? Però Dio dice che per tutto il tempo della sua vita non si è scostato in nulla dai comandamenti di Dio. È stato, wow, pazzesco, quasi perfetto possiamo dire, tranne in quel caso lì. Se lì al posto di Uria, cioè di Davide, mettessero il mio nome, Giacomo, Dio direbbe così: Giacomo non si è allontanato dai comandamenti, tranne nel caso di 1, 2, 3, 4, 100, 1000 forse. Nel tuo caso? A Davide? 1. Cioè, cos'è che aveva Davide di speciale? Era perché era biondino, occhi chiari, io non lo sono, quindi Dio lo amava di più. È questo? Assolutamente no. Cos'è che Davide aveva in più di Salomone e di Roboamo? Qual era il segreto di Davide? Questa sera voglio rivelarti il segreto di Davide. Prima bevo acqua. Un po' di suspense, siete curiosi adesso? Davide, dà fastidio che mi sono, ok. È per rompere un po' il ghiaccio, lasciarmi un po'. Davide amava Dio. Tutto qua. Tutto qua, alcuni penseranno, ma chi è spirituale dirà, esatto, wow, è vero. Salmo 18, Davide dice così: io ti amo, o Signore, mia forza. Salmo 86, Davide dice: proteggi l'anima mia perché ti amo, Dio mio. Salmo 26, vediamo l'amore di Davide per la casa di Dio e Davide dice: oh Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Nel Salmo 27, ancora riferendosi alla casa di Dio, Davide dice: una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Noi vediamo qua che Davide amava la legge di Dio e dice: oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. Quando Davide compose il Salmo 51, che dopo aver peccato, poteva dire: oh Dio, non toglimi la corona, oh Dio, non togli i miei sudditi, il mio trono, il mio regnato. Davide disse: oh Dio, non toglimi il tuo Santo Spirito. Davide era preoccupato con una cosa solamente, con la presenza di Dio nella sua vita. Davide amava la presenza di Dio, Davide amava Dio, la legge di Dio, la casa di Dio. Questo era il segreto di Davide. Davide amava Dio. Noi sappiamo che Dio ha dato la legge a Mosè, una legge composta da 613 precetti, 613. Se tu sommi 613 viene fuori 10. Dio ha riassunto questi 613 in 10 comandamenti e li ha scritti col suo dito sulle tavole della legge. Tutti qua? Capito il calcolo? Bene. Arriva Gesù, prende i 10 comandamenti e li riassume in 2. Qual è il primo comandamento? La Bibbia lo definisce il gran comandamento. Qual è? Amare Dio al di sopra di tutte le cose, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima e con tutto il cuore. Questo è il gran comandamento. Dio non sta cercando persone religiose che vengono in chiesa per svolgere un compito mentale. Dio cerca persone che lo amano, persone che hanno a cuore Lui.
persone che prendono piacere nel stare alla presenza di Dio, persone che amano la legge di Dio, che amano avere intimità con Dio, che amano cantare a Dio, che amano stare con Dio. Metti per me 1 Timoteo 4,8. Questa sarà pesante, tenetevi forte. Paolo che dice: ora mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Parla del giorno finale, il trono bianco, il giudizio finale, ok? E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Tutti coloro che avranno amato. Attenzione qui un attimo. Una persona viene in chiesa per obbligo. Una persona non ha piacere nel stare con Dio. Non vuole ubbidire ai comandamenti di Dio. Non desidera conoscere Dio. Non vuole avere intimità con Dio. Non vuole camminare conforme alla volontà di Dio. Però vuole passare un'eternità con Dio in cielo. Concorderai con me che questa cosa non ha molto senso. Cioè, tu non ami Dio sulla terra, non vuoi stare con Dio qua, non vuoi parlare con Lui, non vuoi leggere la sua parola, non vuoi cantare e salmeggiare il suo nome, però vuoi passare l'eternità con questo Dio. Per questo la Bibbia dice: chi avrà amato la sua apparizione, chi ama il ritorno di Gesù, chi desidera il ritorno di Gesù, questo andrà nella gloria a vivere l'eternità insieme a Gesù. Ma coloro che non amano Gesù, come possono vivere l'eternità insieme a Gesù? Cosa andrei a fare là? Noi andremo là a cantare a Dio, a dire: oh Gesù, grazie per averci salvato, e tu sull'angolino a giocare alla Play? Non ci sarà Play là sopra, non ci sarà serie, non ci sarà film, ci sarà solo una cosa: Dio! Con tutta la sua essenza, con tutta la sua gloria, con tutta la sua bellezza, ciò che oggi qui sulla terra noi non possiamo sperimentare, perché Dio è così grande, così bello, che se Lui si manifestasse con la sua gloria noi saremmo disintegrati. Là potremo vederlo faccia a faccia, dice la Bibbia. Potremo guardarlo negli occhi, potremo dire: oh Gesù, grazie, hai guardato questo miserabile sulla terra e lo hai amato. Noi lo amiamo perché Lui ci ha amati per primo. Dio non ha visto niente di valore in te. Dio ha guardato Gesù e Gesù ha pagato il prezzo per te. E se tu oggi puoi essere salvato è perché Gesù ha pagato il prezzo. Ma se tu non ami questo Gesù, tu non andrai con questo Gesù. Lascia che ti chieda ancora una volta: c'è qualcosa nel tuo cuore che prende il posto, che spetta a Dio? Che tipo di cuore hai questa sera? Il cuore che non si applica alla ricerca del Signore come Roboamo? Il cuore che un tempo si applicava ma adesso è lontano? Il cuore non è più 100% il cuore di Salomone? O sei il cuore di Davide, che ama 100% Dio, che innalza Dio al di sopra dei propri sogni, desideri, obiettivi, privilegi, qualsiasi cosa, Dio al primo posto? Chi sei questa sera? Dei tre, uno solo, il cuore di Davide, andrà nella gloria insieme a Gesù. La Bibbia dice, Gesù disse così, che negli ultimi tempi l'amore dei molti si raffredderà per l'aumentare dell'iniquità, per l'aumentare del peccato. Oggi tutto vuole togliere la tua attenzione, vuole prendere il tuo tempo. Ci sono film, serie, giochi, hobby, sport, c'è tutto vuole occupare il centro del tuo cuore che spetta a Dio. E Dio ti sta dicendo: prendi un momento, chiuditi nella tua camera e cerca la mia presenza, perché solo coloro che mi amano mi vedranno. Solo coloro che mi amano verranno ad abitare con me nella gloria per l'eternità. Gli altri non resteranno sulla terra, andranno all'inferno. E anche lì c'è un'eternità, sì, di sofferenza. Invito il gruppo di Lode.
sono qua per giudicarti, non sono qua per condannarti, non sono qua per umiliarti, infangarti, niente. Questa è la potenza della parola di Dio. Quindi in questo momento, mentre la lode canterà, non voglio invitare nessuno qua davanti, se volete, io non vi ho invitati, ma pregheremo per voi, ma da lì, dal tuo posto, parla con Dio, parla con Gesù che ti ha salvato. Se c'è qualcosa nel tuo cuore che ha rubato la tua attenzione, oggi, adesso, questo preciso istante, è il momento in cui devi confessarlo a Dio e dire: Dio, dammi la forza per togliere questa cosa dal mio cuore. Alziamoci in piedi in questo momento, sentiti libero, qui siamo nella casa di Dio, puoi andare a girare di qua, puoi girare di là, fai ciò che è nel cuore, ma preghiamo in questo momento. Padre Santo, 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 Santo è il tuo nome. Non c'è nessuno come te, Dio, tu sei di sopra di tutto, vale la pena servirti, vale la pena vivere per te. Tu sei bellissimo, Gesù, tu sei bellissimo e voglio passare la mia vita, l'eternità con te. E voglio pregarti, Signore, per tutti noi, la tua Chiesa è qui riunita qui questa sera e ti preghiamo, vieni Dio, tocca i nostri cuori. Magari abbiamo un cuore, Signore, come quello di Roboamo, che non si è applicato alla ricerca del Signore. Magari abbiamo un cuore, Signore, come quello di Salomone, che non è più interamente per te, che ha innalzato idoli nel proprio cuore, che stanno togliendo l'attenzione da te. E se c'è qui in mezzo, Signore, qualche cuore di Davide, e tu venga a riempire ancora di più questo cuore, con più adorazione, con più unzione, con più i doni del tuo Spirito. La tua Chiesa si umilia davanti a te. Dio, abbiamo bisogno di te, noi vogliamo vivere l'eternità con te, quindi vieni, Dio, a cambiarci qui sulla terra finché è tempo. Ci umiliamo, Dio, ti chiediamo perdono per i nostri peccati, perdono per i nostri limiti, perdono perché tante volte, Dio, non ti abbiamo dedicato tempo per dedicare ad altre cose. Perdonaci, Dio. Perdona i nostri peccati, lavaci col sangue di Gesù in questa serata. Vogliamo uscire qua bianchi come la neve, purificati per il potere del sangue di Gesù. Perdona la tua Chiesa, Signore. Perdona i peccati del tuo popolo. La tua Chiesa è qui riunita e clama a te con una sola voce. Portaci, Signore, in questo luogo dove possiamo avere questo incontro con te che trasforma la nostra vita. Vogliamo camminare in modo diverso, vogliamo cercarti ogni giorno, pregare ogni giorno, leggere la parola ogni giorno, avere questa intimità con te. Vogliamo conoscerti, Gesù, vogliamo conoscerti. Rivelati a noi, mostra chi sei, mostraci la tua bellezza. La tua parola perché ha parlato con me, ti ringrazio perché la tua parola ha parlato con me. Sii esaltato, Signore, sii glorificato in questo momento, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Quando mi incontri fai di me il tuo altare, voglio andare in profondità. Tienimi per mano e non lasciarmi andare via. Prezioso, prezioso è ogni momento. Quando mi incontri fai di me un altare, voglio andare in profondità. Tienimi per mano e non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà.
bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Prezioso è ogni momento, quando mi incontri fai di me il tuo altare. Voglio andare in profondità. Dica di questo Gesù, tienimi per mani, non lasciarmi andare. Prezioso è, prezioso è. Tienimi per mani, non lasciarmi andare via, portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno senza di te non vivo, portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato. E hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. E hai visto nella liberato, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Hai donato versi nuove ed hai unto il mio capo. E hai accolto alla tavola con un padre che mi ama. E hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. E hai donato versi nuove ed hai unto il mio capo. E hai accolto alla tavola come un padre. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato versi nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola con un padre che mi ama. Gesù, voglio più di te. Stare alla tua presenza, Dichiari una coisa, vou pedir uma coisa.
ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Scendi, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più. Le voci dichiarano, vieni. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Gesù, noi vogliamo, desideriamo, noi onoriamo la tua presenza in questo luogo. Gesù, Gesù, noi ti amiamo Gesù, noi ti amiamo Gesù, noi ti adoriamo Gesù, innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome Gesù.
Vogliamo più del nostro Signore. Vogliamo più di Gesù. Amen. Puoi alzare la tua mano e dichiarare: voglio più di te. Voglio più di te. Amen. Allora, se tu vuoi veramente di più di Gesù, posso lanciarti una sfida personale, tua, per te, per la tua vita. Lo saprai soltanto tu e Dio. Forse lo saprà tua moglie e tuo marito. Segui quello che oggi lo Spirito Santo ha ministrato alla Chiesa. Questa sera, quando torni a casa, prima di andare a dormire, prenditi un tempo con Dio. Lascia da parte qualsiasi altra cosa. Magari il tuo pensiero era: questa sera vado a casa e mi mangio qualcosa, o questa sera vado a casa, guardo un po' di TV, questa sera vado a casa, faccio dell'altro. No, questa sera prenditi un tempo con Dio. Prenditi un tempo di preghiera. Magari, perché no, tira fuori la Bibbia dall'armadio, leggi una parola. E magari domani mattina, quando ti svegli, prenditi un altro tempo con Dio. E magari domani sera ancora. E il giorno dopo ancora, e il giorno dopo ancora. Fai vedere a Dio che il tuo cuore è un cuore che ricerca Dio, è un cuore che ricerca la sua presenza, e vedrai che meraviglie Dio compierà nella tua vita. Amen. Amen. Gloria a Dio per questa serata meravigliosa, la sua presenza, o no? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Dobbiamo dare qualche avviso prima di concludere il nostro culto, e possiamo passare agli avvisi. Se volete sedervi qualche minuto. Domani, come già ormai sappiamo tutti, abbiamo la nostra quinta edizione di Adorando il Re, qua alle 5 di pomeriggio, fino a che lo Spirito Santo sarà stufo di tenerci qui. Ma se è come questa sera, che dichiareremo che noi vogliamo più di Lui, penso che staremo qua fino a mezzanotte, alle 3, alle 4. Non preoccupatevi, ci sarà qua da bere, da mangiare, ci sarà modo per stare qua per diverso tempo insieme, ma non mancate a questa occasione che lo Spirito Santo ci dà domani, di passare una giornata immersi nella presenza del Signore. Saranno qua con noi il pastore Vinicius, la pastora Amy del ministero F Hope Music, non so come si pronuncia in realtà, ma saranno qua con noi per adorare insieme a noi e guidarci in questa adorazione. E invitate persone a partecipare. L'evento è assolutamente gratuito, quindi invitate persone a partecipare. Sarà una giornata, un pomeriggio, una serata magnifica alla presenza di Dio. Amen. C'è Catrini, prego Catrini. Prossimo avviso. Pace a tutti. Come sapete già, vorrei darvi alcune informazioni. Prima cosa, ho saputo che ci sono delle persone che non vogliono venire a causa del vestito. Però ho saputo anche un'altra cosa, che ci sono delle persone che stanno andando nel mercatino e comprando vestiti da 3 euro. Quindi sapete già cosa fare. Allora, informazione importante. Ogni giovane può portare 2 persone, massimo, ok? È una limitazione. Però se volete portare 2 persone con voi potete invitare. Un'altra cosa, prenotare. È molto importante prenotare fino al 28, che è tra 2 sabati, se non mi sbaglio, e il pagamento della tassa, che è basso, fino al 5 del 10. È questo.
Amen. Sono già finiti gli avvisi e quindi in questo momento cosa dobbiamo fare? Le decime e le offerte, bravissimo Gabi. Decime offerte, allora ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime delle offerte, stiamo arrivando, poi non vi faccio sedere più, possiamo restare in piedi tutta la notte. Chi ha portato la sua decima, chi ha portato la sua offerta, la sua primizia, ciò che Dio ha messo nel vostro cuore, no? C'è questo versetto che noi predichiamo per quanto riguarda le decime e le offerte. Dio ama, a Dio piace un donatore gioioso. Quindi se tu hai in cuore, oggi abbiamo parlato di questo cuore, no? Se tu hai in cuore con gioia di portare la tua offerta per il mantenimento della Chiesa, per le opere che stiamo facendo diverse opere in questi mesi, come sapete sono partiti diversi progetti, dipartimenti. Tra l'altro non voglio dimenticarmi di dirvi che là dietro sul tavolino ci sono le buste per le offerte di missioni. Sapete che da questo mese stiamo sostenendo una missionaria nella sua missione. L'avremo qua, spero presto, per raccontarci di tutto quello che sta vivendo e che vivrà ancora in questo campo missionario. Se volete aiutare il Dipartimento di Missioni, ci sono là le buste di missioni, fate la vostra offerta così. C'è la missionaria Katia con la macchinina del posto, che vuoi fare la tua offerta col bancomat, con la carta, in questo modo. Ok, altrimenti c'è il nostro caro amico Gasofilassio, a cui ancora non abbiamo dato un nome, teniamo Gasofilassio per il momento. Ma preghiamo il Signore per le nostre decime, per le nostre offerte, affinché possano essere usate al meglio per la sua opera, e preghiamo perché Dio possa benedire le nostre vite. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi porteremo a te le nostre decime, Signore, la nostra offerta, quella che noi portiamo con un cuore gioioso, con gioia, con allegria alla tua casa. Io ti chiedo, Signore, di benedirla, di consacrarla a te, che possa salire a te come un'adorazione, come quella che ti abbiamo appena fatto cantando il tuo nome, che anche questa possa essere un'adorazione che tu possa gradire, Signore, perché sarà portata con gioia alla tua casa. Io ti chiedo di benedire ogni famiglia qua rappresentata nel nome di Gesù, Signore, che ogni necessità di ogni famiglia possa essere venuta incontro, Signore, dal tuo potere sovrannaturale. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen.
sono stati insieme a noi Johnny, giusto? Che è qua, Maria là dietro, se non sbaglio, e Suelen lì. Amen, sono i nostri visitanti di oggi, possiamo salutarli, cosa possiamo dire? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se qualcuno vicino a loro può dargli un bel abbraccio, per farli sentire benvenuti, per farli sentire parte di questo uno in Cristo. Amen, Suelen, Maria, John, il nostro desiderio per voi è che possiate tornare a casa con un po' di questa presenza di Dio che è stata oggi insieme a noi. Amen. Dobbiamo festeggiare i compleanni della settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni in questa settimana? Claudia ha compiuto gli anni questa settimana? Claudia, vieni qua, Claudia. Alex, Cassiani ha compiuto gli anni. Cassiani, ma vieni, mamma mia, veramente settembre è il mese. Se non siete nati in settembre non vi vogliamo. Settembre è metà della 11 settembre. Alex. Giordano ha già perso da 2 settimane. Eravamo qua che ti aspettavamo, Giordano. A me se puoi venire anche te, Norma, qua facciamo una preghiera anche per te, per il viaggio che stai per fare. Finché Norma ci raggiunge, gli ho già scritto sul gruppo degli uomini. Prego Norma. Ho già scritto sul gruppo degli uomini, tutti gli uomini che possono dare una mano. Dobbiamo sistemare un po' la sala per domani, per l'evento di domani. Dobbiamo tirare giù i tavoli, le porte, mettere tutte le sedie, se riusciamo a installare anche il proiettore di là. Vi chiedo dopo il culto, mangiate qualcosa, sicuramente dopo se potete fermarvi a darci una mano, vi ringrazio. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro, preghiamo per Cassiani, per Claudia, per Alex, per il loro nuovo anno di vita e preghiamo anche per la nostra sorella Norma, per il viaggio che sta per fare, lei insieme a suo marito. Padre, nel nome di Gesù, Signore, oggi noi mettiamo davanti a te la vita di questi tuoi figli, di queste tue figlie, Signore, per il nuovo anno di vita, Signore, che tu le hai concesso, che possa essere un anno pieno di gioia, pieno del tuo amore, Signore, pieno delle tue benedizioni, pieno della tua presenza più di ogni altra cosa. Ti preghiamo anche per Norma, per Piero, per il loro viaggio, Signore, che tu possa proteggere ogni passo che loro faranno e benedirli, Signore, in questa avventura, in questo viaggio che stanno per compiere, che tu possa essere con loro e la tua mano in ogni momento su di loro. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora chiediamo anche a Dio di benedire la vita di ognuno di noi. Vi chiedo, ci alziamo in piedi per ricevere la benedizione del nostro Signore. Se puoi fare così con le tue mani profeticamente per ricevere, per prendere questa benedizione, che possa essere una benedizione che ti accompagni in ogni giorno di questa settimana, in ogni passo che farai e dovunque metterai la tua mano. Perché noi questa sera chiediamo a Dio che la sua pace, che la sua gioia, che la sua grazia, che il suo spirito e la sua potenza siano su di noi e che l'amore del nostro Signore, che la grazia di Gesù Cristo
e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.